facciamo il formaggio. Latte, ovino e caglio. Mettiamo la pagata per prendere la tua. Anche questo è un orgoglio verrà fatta da un paesano, quindi da una persona di Caprileone. Questa ormai è diventata una tradizione, la sagra della ricotta. E ovviamente anche un momento per stare conviviale, per stare insomma tutti assieme. Lei quando ha iniziato a fare questo lavoro? Io per passione da piccolino, sempre, da sempre. Ci parli di questa passione? Com'è nata? Da piccolino mi sono sempre piaciuti gli animali e quindi ne sono sempre stato appassionato. Quindi, ora andiamo a separare il siero dal formaggio. Allora la sto pressando così espelle tutto il siero. Ora la divido e la metto nella coscina. Questa è la un vestito qualunque stesso, se tu facevi una cosa, tu facevi quanto tempo posso vederti a fare E vediamo al primo morso quanto è buona. è buonissima, guarda, ve la dico io. No, tutta l'acqua.
Ivan Carcione, consigliere comunale di Caprileone con delega a turismo e spettacolo. Parliamo di questa serata qui nel borgo. Ciao Adriano, buonasera a tutti gli amici di Bella Sicilia. Allora, questa ormai è diventata una tradizione, la sagra della ricotta qui nel borgo. Quest'anno sinceramente siamo un pochettino dispiaciuti perché abbiamo voluto fare un Natale come volevamo noi. Però abbiamo fatto il giorno 8, una serata a Rocca con il Festival del Panettone Artigianale. Questa sera abbiamo, come ho detto prima, sempre portato avanti questa tradizione della sagra della ricotta, però voglio ringraziare l'associazione Il Borgo, la Prologo e il signor Losardo che c'è il bar qua da Chiazza, come si chiama, che sono stati anche loro organizzatori di questa serata. Tanta buona musica, tanta musica popolare, tanto divertimento questa sera. Sì, naturalmente accompagnato dalla sagra della ricotta non può mancare la musica popolare che con i ragazzi con la zampogna, fisarmonica, tamburello che allevano questa serata. Vi auguro buone feste a tutti gli amici di Bella Sicilia e buon fine anno 2025 e auguroni per il nuovo 2026. Evelyn Castrovinci, vicepresidente della Proloco di Caprileone. Oggi una grande serata. Sì, siamo molto contenti di aver organizzato questa serata in questo periodo natalizio per cercare di riunire un po' la comunità e quindi di stare insomma un po' tutti assieme e di continuare le tradizioni tipiche insomma del nostro comune, del nostro paese. A proposito di tradizioni, oggi riaffiora la ricotta. Sì, ovviamente, verrà fatta anche questo è un orgoglio, verrà fatta da un paesano, quindi da una persona di Caprileone, per rinnovare proprio questa tradizione tipica del nostro territorio e ovviamente anche un momento per stare conviviale, per stare insomma tutti assieme. Non mancherà la buona musica popolare per una serata indimenticabile qua. Ovviamente non poteva mancare la musica tradizionale proprio sempre per cercare di mantenere vive le tradizioni dei nostri piccoli paesi che stanno pian piano scomparendo e quindi cerchiamo di organizzare questi eventi proprio per mantenere viva la tradizione dei paesi, dei piccoli paesi. Ma quante potenzialità hanno questi piccoli borghi? Vediamo qua davvero un borgo da favola, con queste luci, questi colori, una magia che non si trova nei luoghi frenetici d'Italia. No, infatti noi vogliamo proprio far conoscere il nostro piccolo borgo attraverso i nostri concittadini. Infatti se vedi ci sono gli alberi allestiti fatti da una nostra paesana e le luci, tutto fatto insomma da noi. Ognuno ha dato una mano per rendere magico questo momento, insomma quest'aria natalizia, per rendere quest'aria natalizia unica. Cosa auguriamo a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia? Un buon Natale e veniteci a trovare in questo piccolo paese che è piccolo ma è molto lieto insomma di ospitarvi e non manca nulla soprattutto. Grazie, un caro saluto. Grazie. Ed alla prossima! Grazie, buon Natale. Buonissimo, ha un gusto eccezionale. Sono i sapori di una volta. Sì, questi sono i sapori di una volta che bisogna assaporare con gusto e con tranquillità. E qua a Caprileone offre questa, la bella tranquillità nel borgo di Caprileone. Invitiamo tutti a vivere in questi luoghi, a scoprire il fascino dei borghi antichi come Caprileone. Invitiamo a vivere e magari a soggiornare, quindi comprare una casettina, restaurarla. Questo è il mio invito alle persone che abitano in città, perché qua c'è la tranquillità, c'è tutto.
picca 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 picca.